Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Ragazzi, partita leggermente importante, Bayern Leverkusen Werder Brema alla Bayer Arena, ventilato, 14 gradi. Solo una cosa dobbiamo fare, vincere per tentare un'impresa che ha dell'incredibile. Il Monaco è crollato, ma manca ancora troppo per sperare in un miracolo. Dopo questa mancheranno solo 2 giornate. Bisogna assolutamente battere. Abbiamo anche un bonus di una partita che possiamo non vincerla, almeno pareggiarla. Dobbiamo sfruttarla però. Julian. Bender. Non ci crede nessuno perché è troppo impossibile. Bailey. Bender, Leander, they don't care. Bailey. Dai, Julian la mette subito. No. Gran calma. In questo momento abbiamo 4 punti di vantaggio a 2 giornate e mezzo dal termine. C'è una tensione che è a dir poco inaccettabile. Alla fine stiamo giocando con quasi tutto l'Leverkusen vecchio. Dolberg 2-0. Il Leverkusen sta dando tutto. Dolberg, Kasper, Bailey in mezzo ancora per Sven Bender, 3-0 in 37 minuti. Signori, questa è curare allo stato purissimo. Bailey, calcio di rigore ed è anche penalty. Ti prego Kasper, chiudiamola qua Kasper, e Kasper la chiude al primo tempo. Leverkusen 4, Brema 0. Mamma mia. Non ha senso quello che sta succedendo, non ha assolutamente senso. Bravi. Tra poco facciamo anche dei cambi per farli riposare per la prossima gara, ma non subito, per non snaturare troppo la squadra. Controllo, e lo diamo questi ragazzi che comunque stanno facendo qualcosa che va un po' al di là, sinceramente. Primo cambio, mettiamo Albert Einstein per Dolberg e Kluivert per Julian. Cazzo, bene, si è rotta una piccola infiammazione. Che sfiga. E poi mettiamo Koric per Bailey. Dobbiamo fare così, mettere Kluivert in avanti, è l'unica cosa. Sempre fortunati noi con gli infortuni, madonna de Dios. Vai, la stiamo controllando bene, mancano 10 minuti, ormai la vittoria è nostra. Ragazzi, un pareggio ed è fatta, io ve lo dico. Nella prossima partita, attenzione, sbaglia tutto, il Brema distrutto, mamma mia. Werder Brema che è penultimo, adesso capisco anche il perché. Beller, Herrix, Kluivert, Eichstein, grandissimo gol dell'Leverkusen contro la sua ex squadra. Gol, un cioccolatino. Incredibile ragazzi. Bendel.
Bravo Ta. Wendel. We don't care. Koric. Wendel. Finisce qua, ragazzi. Siamo vicinissimi a un miracolo. Siamo vicinissimi a un miracolo, mamma mia. Complimenti per l'ultima partita. Kasper Dolberg. Brand, se lo merita il bonus. E anche Bender. Ok, ragazzi, basta un fottutissimo punto all'Augsburg Arena di Augusta, Leverkusen. Io non voglio dire niente. Durante la settimana hanno fatto di tutti i giornalisti per innervosirmi. Io sono stato tranquillo e ho cercato di rispondere in maniera tranquilla. Adesso tocca a noi però. La squadra è sempre quella, nelle ultime giornate, giocando una volta a settimana, abbiamo recuperato tutti. Non me ne frega niente degli altri risultati, dobbiamo fare almeno un pareggio, lo voglio fare. Attenzione, Koja ce l'ho. Koja. C'era molta tensione sicuramente, lo so. Occhio, mamma mia, bravo Bender e poi lei non para. Bravi ragazzi, Bailey per Brand. Palo osceno di Brand. Sono ancora ben riscatenato per Kasper. Tanto il Lipsia pareggia e anche il Monaco pareggia. Bayer, Taller. Bravi, bel pressing di Bender, mamma mia Sven. Bailey per Casperino per Julian, per Leon e Wendel in cielo. Marcel Heller infortunato in questo momento. No, in realtà non basta un pareggio, in realtà. Scusate, cagata mia, cagatissima di veneziano. Attenzione, fa brutti scherzi. In questo momento Lipsia vince ed è a +2, cioè siamo a +2. Anche il Bayern sta vincendo, ragazzi, dobbiamo portarla a casa per piacere. Non basta un punto. Che cazzo ha fatto? Non lo so, l'incoglionimento veneziano. Entra Koric per They Don't Care. Koric là mi fa sempre cose incredibili nella ripresa. Mettiamo Arthur per Bender. Proviamoci. 25 minuti alla fine circa. Attenzione, Arthur, Koric, Sven Bender, Arthur, bella giocata per Bailey, mettila in mezzo Bailey, mettila in mezzo Leone. Rigore. No. Il Lipsia perde, attenzione, il Lipsia perde, siamo campioni in questo momento, stiamo zitti però. No, la cagata, il cagatone adesso. Gol di Kelly. Incredibile.
incredibile. Attenzione Dolberg! Non ci credo. Julian è finito. Non so se ha vinto lo stesso, non mi ricordo gli scontri diretti, ma penso che ci serve un punto ancora. Incredibile sconfitta con l'Augusta, ma va a cagare. Abbiamo perso la testa, Dio, puntatus. Sconfitta pesantissima. Ci giochiamo tutto contro la quarta. Ai ai ai. Ci serve un punto, lo dovevamo fare però. Incredibile, incredibile. Ah, come sotto indagine. Raga, siamo stati fortunati veramente che l'Ipsia ha perso, però ci serve un punto, la tensione è altissima, siamo in casa, tutti vogliono lo scudo. Proviamoci. Perdere l'ultima giornata sarebbe disastroso. Vai. Dobbiamo attaccare, sono quarti, il Forsburg è quarto, non me l'aspettavo la sconfitta con l'Augusta. Origi. Il Monaco gioca a Stoccarda. Julian, Bender, gol di Lars, gol di Lars, gol di Lars, gol di Lars, ma non è vero. Gol di Lars, ma non è vero. Vedo anche bravissimo per Julian. Julian delizioso per Kasper. Kasper per Leone, Leone, Julian, non è vero, non è vero, non è vero. Leverkusen 2, Wolfsburg 0. I tifosi sono già emozionati, ma stiamo zitti. Dai raga, dai. Bailey, Dolberg, 3-0, Kasper. Non è vero niente, siamo 0-0. Bailey, mamma mia Lars. Il Monaco pareggia ancora, il Lipsia pareggia. Non voglio dire niente. Stiamo buoni. Ammonito Bender. Henriks. Bailey. They don't care. Bender. They don't care. Leone. Julian palo. Bender recupera ancora. Brand. Kasper per Bailey. Kasper. Bender. Ed è gol di Sven. E adesso possiamo andare alla passerella finale. A lui che se la merita, ha giocato tutta la prima parte di stagione. A Kluivert, anche lui se la merita. E ad Ante Konic, che lui assolutamente se la merita. Il 12° uomo del Leverkusen. Sta maturando una vittoria che ha dell'incredibile.
siamo quasi sempre stati dietro nelle ultime 3-4 giornate, siamo riusciti a rimontare. Julian! Mamma mia. I tifosi sono già in festa, ma Veneziano dalla panchina chiede calma. Veneziano chiede calma. Veneziano chiede calma. Ma mancano 10 minuti. Facciamo anche il record di punti, da 73 il record di Leverkusen, andiamo a 74. Il Bayern Monaco perde, è finita. Il Bayern Monaco perde, siamo campioni di Germania. Siamo campioni di Germania. Siamo campioni di Germania. Ciao. 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 Grandissimi. Vinciamo la Coppa di il campionato tedesco. È un'emozione grande per Veneziano, che porta a casa un trofeo inaspettato, incredibile. E adesso chi può parlare male di Veneziano? Campioni di Germania, cazzo. Ok, sono sì. Tipo di persone invece reputo i favoriti. Un po' di orgoglio. È una bella sensazione. Codice vicino. Sì. Felicissimi veramente. Entusiasti della vittoria, beh direi. E ancora Bender. Quanto ho ricevuto? Bene, molto bene, molto bene. Raga, che dire, una vittoria che ha dell'incredibile, cioè sono scioccato. Hanno record di punti, hanno mollato completamente gli avversari. Cioè nelle ultime 5-6 giornate, se andiamo a vedere le altre coppe. Sì, complimenti raga. Congratulazioni. Sì, tutti che godono. Il ritiro di campionato lo cominciamo, visto che abbiamo vinto il 9 del 7, dai. Perfetto. Andiamo a vedere la Champions. Qual è la finale? UEFA Champions League. La finale sarà il derby di Manchester City Reunited. Europa League. UEFA Europa League, la finale è Arsenal Galatasaray, una vecchia sfida, cazzo, incredibile. Bravi. Andiamo a vedere i campionati, l'Atletico Madrid vince in Spagna, in Inghilterra il Chelsea, in Italia l'Inter, questo è veramente un bug, il Portogallo il Porto, il Monaco in Francia incredibile, e poi vabbè, tutti gli altri, comunque l'Inter campione d'Italia è pazzesco. Raga, il veneziano vince l'allenatore dell'anno e si gode. Entra nell'albo d'oro. Veneziano, yes! Ragazzi, guardate che bella soddisfazione dopo solo un anno con la prima vittoria in Bundes. Tra le leggende c'è già il Cumendone, cioè pazzesco ragazzi, pazzesco, vuol dire che comunque ho lasciato qualcosa di incredibile e godo con la prima vittoria nella Bundesliga per il Leverkusen ragazzi, cioè veramente, infatti pensavo fosse la seconda, scusate, un piccolo errore comendiano, se no mi sarei esaltato ancora di più. Prima vittoria nella Bundes per il Cumendone, veneziane per il Leverkusen, sono già tre leggende. Allora ragazzi, siamo al 1 luglio, Manchester United vince la UEFA Champions League, Arsenal l'Europa League, così chiudiamo anche gli ultimi trofei, il mondiale in Russia in svolgimento, c'è l'Italia, incredibile, che bello. Ho già fatto 2 cessioni, 2 piccole cessioni, 2-3, e Luis Enrique è un nuovo allenatore del Bayern Monaco, quindi fioi. Sarà veramente bella adesso, sarà veramente bella. Abbiamo venduto Yalcin per 2 milioni al Francoforte, Kuzk 2 milioni al Hertha Berlino e al Colonia 1,3 Julian Popovic. Siamo messi bene come soldi, entriamo un bilancio con la vittoria della Bundes, siamo a 148 milioni di bilancio, 45 milioni per l'ingaggio, 102 per gli ingaggi, 45 per i trasferimenti. Ho solo 2 obiettivi in realtà, un'altra trequartista di sinistro e destro che può fare tutti dei ruoli di grandissima qualità e un altro centrocampista centrale di grandissima qualità. Aspetto anche i vostri consigli ragazzi, perché siamo in Champions League. Come cessioni sicuramente Charles Aranguiz se ne andrà via, vale 22 milioni di euro, quindi facciamo cassa, molto bene. Poi penso anche Alario 11 milioni, ma
Alario vediamo, però potrebbe essere un'altra cessione. Qua il difensore sta crescendo anche bene, però ancora adesso lo teniamo chiaramente. O Alario o anche Coso, ci sarebbe Einstein, 7 milioni, ma è giovanissimo ragazzi, questo deve diventare il nuovo Timo Werner. Comunque sicuramente Aranguiz se ne va, quindi 22 milioni almeno arrivano nelle casse dell'Leverkusen. E niente raga, dai, aspetto consigli, penso la difesa vorrei tenerla questa, che insomma sinceramente alla fine ha fatto buone cose, però ecco serve un'altra riserva, comunque titolare, fascia destra e sinistra, e sicuramente un altro centrocampista centrale, magari di spessore superiore a De Donker, anche se chiaramente è un giocatore a cui puntiamo tantissimo. L'infortunio di Lukaku, 3-6 settimane. Ok, raga, un saluto dal comandone veneziano. Siamo campioni di Germania. Ciao!